Buongiorno, benvenuti a questo incontro che si iscrive all'interno di una serie di incontri che fanno parte del piano di comunicazione del PSR della Regione del Veneto. Quindi l'idea è coinvolgervi, spiegarvi cos'è il PSR, ma anche proporvi un'occasione molto interessante che è quella di un concorso che oggi vi verrà illustrato. Iniziamo la mattinata con i saluti, quindi lascio la parola al dirigente scolastico, alla professoressa Bertoncello. Questo evento che viene seguito non soltanto dagli studenti della classe quarta del Duca degli Abruzzi qui in presenza, ma in diretta streaming nel sito www.psrveneto.it da tutti i nostri studenti attraverso la rete wifi dell'istituto e dagli studenti delle scuole della rete agraria del Triveneto, che oggi come rete è rappresentata dal suo direttore, il dottor Franco Pivotti, e dalla professoressa Maria Teresa Boato. Questo momento formativo è per noi preziosissimo, in quanto il piano di sviluppo regionale costituisce la modalità di finanziamento più importante per le aziende agricole. E se consideriamo che buona parte dei nostri studenti, si spera, possa continuare la tradizione imprenditoriale di famiglia, voi capite che questa formazione assume un significato prezioso, come pure per tutti i giovani imprenditori che magari non hanno ancora pensato a iniziare una nuova opportunità, può essere un'occasione per scoprire idee, opportunità all'interno dei meandri del PSR. La scuola stessa utilizza queste modalità di finanziamento. Infatti, l'azienda agraria didattica annessa all'istituzione scolastica ha molto spesso necessità di attingere da questi finanziamenti e si augura anche che possa diventare una modalità di finanziamento ancora più cospicua. Io ringrazio coloro che interverranno oggi dopo di me ad indicare l'attenzione che Regione Veneto ha per le scuole agrarie. Cito alla mia sinistra l'assessore all'agricoltura, caccia e pesca, il dottor Giuseppe Pann, che ringrazio di essere qui oggi con noi. Ringrazio ancora il direttore dell'autorità di gestione del PSR della Regione Veneto, il dottor Franco Contarin, che tra l'altro è anche un nostro ex studente. Quindi la sua presenza ci inorgoglisce ancor di più. Come pure è un nostro ex studente, il direttore della rete delle scuole del Triveneto. Questo vuol dire che ognuno di voi può realizzare i propri progetti, le proprie aspirazioni. Ringrazio ancora l'agenzia di comunicazione del PSR, Pomilio Blum, rappresentata dalla moderatrice Paola Sozia, ma anche dal coordinamento operativo, rappresentato da Pier Giovanni Rodina e da Gianfranco De Gregorio. Considerato che le attività da realizzare, da pensare oggi sono numerosissime, non mi dilungo oltre, semplicemente una comunicazione di servizio. Alle 11:05, il solito orario, è previsto l'intervallo. Vi raccomando di essere molto veloci nel rientrare in sala, ma soprattutto questo intervallo sia per tutti un'occasione per cominciare a pensare a eventuali domande, dato che abbiamo tantissime persone che sono
estremamente competenti per quanto riguarda il piano di sviluppo regionale. Grazie ancora a tutti voi e grazie ai nostri ospiti. Arrivederci. Lasciamo adesso la parola un attimo per un saluto al direttore della rete delle scuole agrarie e forestali del Triveneto, Franco Pivotti. Buongiorno a tutti, un brevissimo saluto perché non voglio neanche io rubare spazio a questa importante manifestazione. Saluto la preside perché la scuola Il Duca degli Abruzzi di Padova è un punto focale della rete, perché la rete ha come capofila l'istituto che ha il suo presidente, quindi io vi porto anche il saluto del presidente della rete Ezio Busetto della scuola di Feltre, che avendo come tutti i pressi 2 scuole anche più deve sempre correre, quindi oggi non è presente ma mi ha detto di portare il suo saluto. E Padova, ripeto, è la sede dove si svolgono le riunioni della rete. Saluto poi l'assessore Giuseppe Pan, che so essere molto vicino all'istruzione agraria oltre che all'agricoltura, e quindi abbiamo, penso, un prezioso alleato per lo sviluppo delle nostre scuole. Ovviamente saluto lo staff della Regione Veneto che ha promosso questo importante avvenimento e che ha promosso soprattutto il concorso. Ecco, io il mio invito a voi ragazzi, e visto che siamo in streaming, a tutti i ragazzi della rete, di partecipare a questo concorso, perché se vogliamo che voi riusciate a entrare nel meccanismo del piano di sviluppo rurale e quindi già fin d'ora produrre un'idea che un domani potrebbe essere applicata, questo è il momento opportuno. Quindi oggi vi sarà la spiegazione. Ragazzi, partecipate a questo concorso, è un momento anche perché con cui vi mettete alla prova per il vostro futuro di un domani. Grazie ancora a tutti voi, e la rete degli istituti agrari è sempre ben disposta a tutte queste iniziative. Grazie. Benissimo, concludiamo i saluti con l'assessore della Regione del Veneto per l'agricoltura, caccia e pesca, Giuseppe Pan, che ringraziamo di essere voluto essere con noi stamattina. Buongiorno a tutti, anch'io sarò brevissimo perché poi le cose che dovrete assimilare sono tante. Porto i saluti del Presidente Luca Zaia e della Giunta regionale del Veneto, intanto alla dottoressa Bertoncello, l'amico preside, che noi ci conosciamo da tanti anni, veniamo dalla stessa scuola anche, quindi al professor Pivotti, a tutti i professori e gli studenti presenti qui al Duca degli Abruzzi e chi è in streaming. Sì, anch'io mi associo alle parole dette prima. Avete oggi un'opportunità, ragazzi, di capire i meccanismi non semplici del piano di sviluppo rurale che sono comunque all'interno di un grande finanziamento che la Regione ha a disposizione di 1.169.000.000 che noi distribuiamo alle aziende agricole del nostro Veneto. Però arrivando a voi, arrivando ai giovani, noi con la misura 6.1 poi abbiamo finanziato, dovrete anche imparare tanti numeri, quanti sono le misure, dove vanno gli investimenti, ma sulla misura giovani abbiamo finanziato 3.500 aziende nell'ultimo triennio per appunto partire. Un giovane per noi va dai 40 ai 18 anni e quindi diamo un'opportunità ad esprimere un'idea al cambio generazionale a coloro che come voi vorranno cimentarsi in agricoltura. L'agricoltura è il primario, voi sapete, per la regione Veneto è importantissimo. Noi siamo una delle prime regioni in molte filiere, da quella vitivinicola, seconda e terza per quanto riguarda la zootecnia, la carne e il latte, quarta per quanto riguarda l'ortofrutta, quindi giusto per dare qualche numero. Siamo in un momento anche di varco. Stiamo finendo questa programmazione, si sta discutendo la nuova PAC e la nuova programmazione europea e quindi le sfide future saranno molte. Voi probabilmente sarete quelli che entreranno nella nuova programmazione europea con nuove regole, con nuove
comunque anche attività, però quello che il consiglio che posso darvi io è di essere voi padroni, voi, perché poi quando avrete un'azienda agricola, quando dovrete fare i conti con queste opportunità, dovete sempre rivolgervi a qualche tecnico, a qualche magari organizzazione, ma voi dovete essere e dovete capire e dovete essere in primis quelli che devono avere l'opportunità e l'esperienza per programmare le domande, per sapere dove andare su queste vie. Non è semplice, oggi avete questa opportunità, sfruttatela e se avete un'idea nella vostra testa, se avete magari un progetto che vi interessa, sapete che questi finanziamenti e i tecnici che oggi sono qui con me, in particolare il dottor Contarin, che è appunto il nostro capo di evento, vi possono dare tutte le risposte possibili. Sfruttate questi momenti, non distraetevi, è un momento importante. Io tra l'altro sono anche professore alla scuola di Pove del Grappa, quindi dell'agrario di Pove del Grappa, saluto anche i miei studenti ex, ormai perché è un po' di anni che sono qui, però create questo progetto e sfruttate l'opportunità che vi viene data. Noi vi daremo tutto l'appoggio possibile, quindi grazie a tutti coloro che hanno organizzato oggi questo importante incontro e buon lavoro e buona continuazione. Il programma di sviluppo rurale è lo strumento regionale che attua le politiche sostenute dal FEASR. Contribuisce a rafforzare la competitività del settore agricolo, migliorare la sostenibilità ambientale e realizzare uno sviluppo equilibrato del territorio. Il PSR è uno dei programmi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Le risorse finanziarie gestite attraverso il PSR Veneto superano il €1 miliardo. Fra i beneficiari del programma ci sono agricoltori, imprese agroalimentari, consorzi e organizzazioni, soggetti pubblici. Il PSR concorre a raggiungere 6 priorità europee attuando 13 misure. In particolare, la misura 6 sostiene i giovani fra i 18 e i 40 anni che vogliono avviare un'impresa agricola. Orienta il tuo futuro con le opportunità del programma di sviluppo rurale. Scopri di più su www.psrveneto.it. Come avete visto, questo video riassume un po' il significato e il valore del PSR, però per farvelo spiegare ancora meglio abbiamo con noi Franco Contarin, che è il direttore dell'autorità di gestione del PSR, che vi illustrerà brevemente gli elementi fondamentali del programma. Grazie, buongiorno a tutti anche da parte mia e da parte del dottor Signore, del dottor Tommasutti, della dottoressa Vianello, che con me rappresentano gli uffici che sono operativi sul PSR, ne definiscono i contenuti, sono lo strumento per attuare questo importante strumento, scusate il gioco di parole. Allora io cercherò in una ventina di minuti, quindi prima dell'intervallo, di darvi un inquadramento per comprendere cos'è questo strumento che molti di voi probabilmente avranno sentito, avranno letto nelle riviste di settore, ne avranno sentito parlare a casa, ce lo auguriamo, o da altre persone con cui siete in contatto. La prendiamo un po' larga perché è opportuno capire in che contesto stiamo operando. Stiamo operando nella politica agricola comune. Cos'è la politica agricola comune? Perché viene ridefinita ogni 5-7 anni, l'ha accennato l'assessore. Siamo in fase ormai quasi conclusivo di questo periodo, 2014-2020, verranno definite nuove regole che valgono dal 2021 al 2027. Partiamo da lontano, apparentemente lontano.
L'Europa imparò a causa di 2 guerre, delle ultime 2 guerre in particolare, ma dopo secoli di tribolazione e di morte, che con la guerra non si risolvono i problemi, col conflitto in genere si aggravano i problemi. Nel 1957 un gruppo di 6 nazioni europee siglarono il Trattato di Roma, un trattato che vive tuttora, che è evoluto e che all'articolo 38, già allora e tuttora, prevede quello che vedete scritto. L'Unione Europea definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca. Cosa vuol dire? Che l'Italia, la Francia, la Germania, l'Olanda, il Lussemburgo e il Belgio inizialmente, ora 27 paesi, non decidono più come orientare lo sviluppo dell'agricoltura a casa propria, ciascuno chiuso dentro la propria frontiera, ma lo decidono insieme. Okay? Questo è il modo per evitare i conflitti e le conseguenze disastrose in termini di morti e di economia. Quali erano e quali sono le finalità? Quali sono gli obiettivi? Perché è importante l'agricoltura? È scritto in poche ma significative parole. Le vedete rappresentate qui. È importante perché è la base, ovviamente, per il sostentamento della vita umana, ma ancora più importante, lo scoprirete, anche voi avete diritto nel vostro corso di studi, chi lo perfezionerà dopo questa esperienza di scuola secondaria e all'università lo capirà ancora meglio, alla base dell'economia è il settore primario e la produzione primaria. Quindi per garantire un tenore di vita equo, il mantenimento di un contesto ambientale apprezzabile, mercati che consentono a tutte le persone di avere accesso ai prodotti agricoli, ecco che viene definita una politica da parte dei governi nazionali tramite il governo europeo. Per attuare questa politica servono degli strumenti, servono dei soldi. Chiunque di voi si prefigge un obiettivo, per conseguirlo sa che ha bisogno di risorse finanziarie in questo caso. Le risorse finanziarie derivano da un bilancio comunitario che prevede di alimentare dei 2 fondi agricoli. Uno è siglato FEAGA, uno è siglato FEASR, li vedremo dopo. Il bilancio comunitario viene scritto a periodi, per questo la politica europea è definita periodicamente. Vi dicevo, stiamo usando in questo momento il bilancio europeo previsto dal 2014 al 2020, è in discussione la definizione del nuovo bilancio che decide quali sono le entrate, quali sono le tasse che ogni Stato membro si impone per alimentare il bilancio europeo. Stiamo nell'ordine dell'1% del prodotto interno lordo prodotto ogni anno da ogni Stato, e quali sono poi le modalità di spesa. Tra queste la politica agricola comune e il PSR, il programma di sviluppo rurale, è uno degli strumenti. Cos'è il programma di sviluppo rurale? Perché lo predispone e lo attua la Regione? Partiamo dalla seconda domanda. Perché la Regione? Perché in termini attuativi la Costituzione italiana prevede che il governo dell'agricoltura, oltre che di altre materie, sia presso le regioni. Questo dal 1973, con l'istituzione delle regioni. Quindi uno snodo europeo che decide le politiche, l'attuazione a livello regionale. Che ruolo ha il governo nazionale? Che ruolo ha il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali? Ha un ruolo di coordinamento e di rappresentanza unitaria, ma non decide nulla il Ministero senza ascoltare e definire insieme la politica, le scelte con i 22 assessori regionali all'agricoltura, attraverso tutto un sistema di governance che esiste, non sto qua a tediarvi. La PAC, periodo 14-20, in questo momento, primo, è divisa in 2 pilastri come 2 colonne che sorreggono un architrave, per capirci. Primo pilastro è alimentato dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia, FEAGA. Usa il 68% delle risorse destinate alla politica agricola comune a questi strumenti: aiuti di mercato, organizzazione comune dei mercati, premio unico, pagamento diretto. Secondo pilastro, vi do solo i titoli perché sennò non bastano i 20 minuti. Secondo pilastro è sostenuto finanziariamente dal Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale
ha come strumento il programma di sviluppo rurale, è destinatario del 32% a livello europeo delle risorse destinate. Questo Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale ha una mission, ha un obiettivo, è sintetizzata in questo articolo 3 del regolamento 1305, quindi i precedenti articoli erano presi dal trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Questo è preso da questo regolamento che è stato siglato, vedete, nel 2013 e dà valore dal 2014 al 2020. La mission, l'obiettivo è, per conto di una strategia più ampia che si definì prima del 2014 da parte dell'Unione Europea ed traguarda degli obiettivi, dei risultati da conseguire entro il 2020, lo sviluppo rurale ha un obiettivo e lo vedete evidenziato nelle ultime 3 righe: garantire un equilibrio territoriale e ambientale, uno sviluppo delle attività che si svolgono nei territori rurali rispettoso del clima, resiliente, competitivo e innovativo. Trovate qui rappresentato un po' il percorso e i vari regolamenti di riferimento, poi queste slide saranno a disposizione. Su questa impostazione in Europa sono stati definiti 118 programmi di sviluppo rurale, perché non solo in Italia l'agricoltura è su base regionalizzata, ma anche in Spagna, lo vedete, 10 programmi che corrispondono alle 10 comunità autonome, anche in Germania, i Länder tedeschi, sono una quindicina, in Francia 30 dipartimenti, ovviamente in Belgio abbiamo 2, la regione fiamminga e la regione della Vallonia. 118 programmi che prevedono cosa? Innanzitutto un metodo di elaborazione. Il metodo di elaborazione prevede una fase di analisi della realtà in cui si va ad applicare questo strumento, poi una fase di individuazione dei fabbisogni, di una strategia per risolvere, dare risposta a quei fabbisogni e quindi poi la fase attuativa. Siamo in Veneto. Cos'è il Veneto? Allora, ho rappresentato qui alcuni dei dati che abbiamo analizzato e valutato in questa fase di analisi per decidere come organizzare il PSR rispetto alle possibilità, al portafoglio di opzioni rese disponibili dai regolamenti. Scorro con voi, è interessante il confronto col dato nazionale italiano, ma il Veneto 18.000 km2 a fronte dei 300.000 km2 d'Italia, una superficie agricola di 8.000 km2 che è pari al 6,3% di quella nazionale, 5 milioni circa di abitanti, sparsi in 570 comuni circa. Quante sono le aziende agricole in Veneto? Allora, l'Istat dice che azienda agricola quella realtà che coltiva almeno 5.000 metri quadri di terreno. Voi siete esperti, sapete che 5.000 metri quadri sono un po' poco, vanno resi molto intensivi, però in molti casi è censita anche azienda agricola in base a questa definizione, un soggetto che non fa l'agricoltore di professione ma coltiva anche un po' di terra. Erano nel 2011 119.000, in questo momento sono un po' meno. A fronte di questo insieme esiste un sottoinsieme che è quello delle imprese agricole più professionali, cioè quelle che vendono prodotto sul mercato e che vendendo il prodotto ovviamente si alimentano. Quante fanno reddito per vivere? Erano 64.000, ora sono circa un po' meno, qualche centinaio in meno, con l'ultimo dato 2017 della Camera di Commercio. La produzione agricola, 5 miliardi e mezzo di PIL, questo è un dato storico. Vedete poi l'evoluzione. In Veneto abbiamo un territorio, ho citato i 18.000 km2, bene un terzo di questo territorio è in zona montana. È un dato significativo per l'analisi che abbiamo svolto sul PSR perché abbiamo definito delle misure specifiche per il territorio montano. Qui vi rappresento i soggetti che hanno partecipato alla redazione del PSR secondo un percorso definito dal regolamento. Dicevo, l'analisi di tipo SWOT che va a individuare punti di forza, punti di debolezza, minacce e opportunità che sono presenti nel contesto. Sono stati enucleati 32 fabbisogni, ad esempio, visto che siamo tra giovani, il garantire un ricambio generazionale nel settore per avere imprenditori più freschi, con idee nuove e innovativi, è uno dei fabbisogni che è stato enucleato. Dai fabbisogni si è passato alla strategia. Cos'è la strategia?
voglio andare a fare un giro a Roma, come faccio per arrivare a Roma? La strategia è: metto insieme le cose che mi servono per raggiungere l'obiettivo che mi sono dato. Questo percorso è stato fatto insieme tra la Regione e 90 organizzazioni che rappresentano il settore agricolo e rurale regionale. Si va dalle organizzazioni agricole che conoscete, Coldiretti, Confagricoltura, alle rappresentanze ambientali, ai sindacati dei lavoratori, alla Confindustria, alla Confartigianato, all'Unione dei Comuni, tutta una serie di soggetti che hanno titolo a preoccuparsi di cosa? Dello sviluppo del territorio della nostra regione. Per garantire cosa? Per garantire un mantenimento di una condizione economica favorevole e positiva per consentire alle famiglie e ai cittadini di vivere. Questi sono l'elenco dei fabbisogni, non ve li leggo perché non abbiamo tempo, ma li troverete e ve li studierete. Questi fabbisogni sono stati matchati, incrociati con 6 priorità e 18 obiettivi, temi specifici proposti dal regolamento, che sono validi in tutta Europa. Ciascuna regione europea ha scelto quelli più pertinenti e poi ha scelto in una rosa di 20 misure, sono il modo pratico per erogare un aiuto finalizzato a un obiettivo. Il Veneto ha scelto 13 di queste 20 misure e 45 sottomodalità per erogare l'aiuto in maniera coerente a questo elenco di obiettivi. Gli obiettivi vanno dal sostenere l'innovazione, favorire la ricerca, favorire la formazione, aumentare le prestazioni e il rendimento delle aziende agricole, sostenere il ricambio generazionale, sostenere la filiera agroalimentare, fino a temi che riguardano il rispetto della gestione delle risorse idriche, la salvaguardia della biodiversità, la gestione del suolo in termini di sostenibilità, l'efficienza dell'uso dell'acqua, dell'energia, lo sviluppo locale, l'infrastrutturazione anche a banda ultralarga per favorire lo sviluppo delle grandi tecnologie, delle moderne tecnologie di comunicazione nel territorio rurale. Diceva l'assessore, al Veneto è stato assegnato una dote in base a parametri statistici di 1.169 milioni di euro. Quindi, dicevo prima, fabbisogni che diventano obiettivi, strategia, priorità, interventi, ok? Le risorse per sostenere quegli interventi. Il 1.169 milioni di euro sono tanti soldi o sono pochi? Chiesto a ciascuno di noi, sono una cifra che facciamo fatica a pensarla e a immaginarla, che mai raggiungeremo nella nostra vita, a meno che non diventiamo qualche personaggio noto del mondo della finanza. Però è interessante capire se sono tanti o pochi rispetto alla dimensione economica che ha il nostro settore. Il nostro settore che dimensione economica ha? Questa è una slide fatta dai colleghi di Veneto Agricoltura che vi dimostra come si è mosso il reddito agricolo, la produzione agricola regionale dal 2007 al 2017. In 10 anni, vedete, siamo passati da poco più di 5 miliardi di euro, la riga più alta, a sfiorare quasi 6 miliardi di euro. Quindi si conferma il trend che anche nel periodo più critico della recente crisi finanziaria 2008-2012 voi vedete che il nostro settore va su. Cosa vuol dire? Questo conferma l'importanza del settore agricolo, pur avendo numeri più piccoli di altri settori altisonanti, pensate al terziario o al secondario, ma è fondamentale perché tira l'economia, mette in moto a valle di se stesso una serie di attività che sviluppano, aumentano, come il lievito dentro alla farina per fare il pane, per fare la pizza. Okay? Interessante anche le righe sotto dove vedete il valore aggiunto. Cos'è il valore aggiunto? Mi insegnate voi, ricavo meno spese, ecco il guadagno. Il valore aggiunto è un guadagno, è ciò che resta in tasca agli agricoltori e vedete che sono al 2017 circa poco più di 3 miliardi. Quei 3 miliardi servono per investire. Su quei 3 miliardi paragoniamo il fatto che abbiamo a disposizione 1.169 milioni di euro per fare attività, investimenti, spese che servono per ammodernare il settore, per mantenere la sua redditività. Quelle risorse in base ai fabbisogni sono state ripartite sui grandi obiettivi. La priorità 2 è la competitività e la redditività e assorbe, vedete, più di un terzo. La priorità 4 è quella che sostiene pratiche agricole rispettose dell'ambiente, la conversione al biologico e assorbe, vedete, un 28% e così via le altre priorità su cui non mi soffermo. Questa matrice vi rappresenta il riparto delle risorse del programma per le diverse misure
se le contate vedete sono 13 che sono state attivate, in corrispondenza dei vari obiettivi specifici che perseguiamo qui in Veneto. Questa è l'articolazione delle risorse per misura. Mi dispiace che forse è poco visibile la colonna scura, ma è interessante, richiamo la vostra attenzione sulla colonna centrale, dove vedete la descrizione di queste misure che io ho omesso finora. Per cui sto parlando di una scatola, di un pacco, senza dirvi cosa c'è dentro. Cosa c'è dentro? La misura 1 è la formazione professionale permanente rivolta al settore agricolo, inteso come imprenditori agricoli e coadiuvanti, dipendenti dell'azienda agricola. Per darvene ancora più percezione, chi di voi conosce le sigle CIPAT, CECAT, ERAPRA, Impresa Verde, questi sono i soggetti che noi finanziamo, che presentano progetti per formare gli agricoltori su cosa? Utilizzo corretto dei fitofarmaci, sicurezza nel luogo di lavoro, tematiche di marketing applicato alle produzioni agricole, per inventarsi la vendita diretta, oppure biotecnologie agrarie e così via. La misura 2 sostiene la consulenza, la misura 4 sostiene gli investimenti fatti dall'azienda agricola, del titolare junior o senior, ma anche dell'agroindustria. La misura 6, lo sviluppo delle imprese agricole, abbiamo dentro il premio di insediamento giovani, ma abbiamo dentro anche la diversificazione da parte delle aziende agricole in attività extra agricole. Misura 10, misura 11, le misure agroambientali, misura 13 l'indennità compensativa solo per le zone montane, una misura specifica. La misura 16, di cui sentirete parlare nell'intervento successivo al mio, è un sostegno che il PSR dà per innovare. E la lascio così e poi Monica vi spiegherà che cos'è. Come si gestisce il programma di sviluppo rurale? Come si attua? Ci sono diverse figure, il regolamento le chiama autorità. Noi che siamo qui oggi siamo l'autorità di gestione, abbiamo fatto da service, da supporto tecnico a scrivere il PSR, a scrivere i suoi bandi, a scrivere le regole attuative. Poi c'è un altro soggetto che conoscete di sicuro, che è l'organismo pagatore, che è colui che riceve le domande, le istruisce, controlla le finanzia, controlla la corretta realizzazione, paga i soldi, liquida i soldi, ed è Avepa. Eccole qui rappresentate, non perdo altro tempo su questo. Come si attua il programma? Questo è un calendario che è stato fatto e approvato dall'assessore Pan e dalla giunta regionale a inizio 2016, che contiene tutti i bandi che si sono fatti anche nei mesi precedenti, ma che si sarebbero fatti fino al 31 dicembre 2020, momento di termine della programmazione. Quindi è stato pianificato prima come si sarebbero attuati i vari interventi, budgetizzando, facendo un budget, cioè uno sviluppo temporale, dell'uso delle risorse. Viene fatto il bando, vedete, tipi di intervento sono sulla prima colonna, i tipi di intervento, vi ricordo, sono il dettaglio delle misure attraverso i quali si sostiene un'iniziativa per perseguire gli obiettivi. E sopra vedete intestate le colonne gli anni. E all'incrocio, laddove viene attivato il bando, trovate indicato il trimestre entro cui si attiva quel bando. Va bene, lo schema dei bandi, i bandi sono un documento anche abbastanza complesso, per cui, ecco, mi permette di fare una sottolineatura, ve la faccio. Io vi auguro sicuramente, in termini di soddisfazione, di poter avere una vostra attività agricola, però sappiate che in Veneto, in questi anni, esiste un esercito, ho usato volutamente il termine esercito, esiste un esercito di alcune migliaia, sicuramente 2 migliaia, di soggetti che come sottoscritto, pur avendo studiato l'agricoltura, hanno scelto professionalmente un ruolo diverso, un ruolo di servizio all'imprenditore o dell'amministrazione che serve l'imprenditore, e sono i consulenti. Sappiate che probabilmente nell'avvenire di molti di voi, ve lo auguro, c'è un ruolo altrettanto gratificante, che è quello di essere il supporto all'imprenditore, all'impresa, per attuare le proprie idee. Quindi è importante che voi approcciate questo tipo di strumenti, perché potrebbe suscitare in voi anche questo tipo di interesse. Io mi sto avviando alla conclusione di questo mio intervento. Sappiate che la Regione Veneto ha reso disponibili
4 strumenti, 4 portali, sono 4 portali, uno istituzionale, altri specialistici, dedicati al programma di sviluppo rurale, nei quali potete trovare i materiali che stiamo usando oggi, ma qualsiasi altro strumento, documento, norma che abbia a che fare con la predisposizione e l'attuazione del programma di sviluppo rurale. Su questi potete fare affidamento negli esercizi su cui vi cimenterete per, speriamo, per partecipare al concorso che oggi vi proponiamo. Per darvi un assaggio di cosa vuol dire poi nel concreto il PSR, adesso vi proponiamo 1 o 2 interviste di ragazzi un po' più grandi di voi che hanno usato il PSR e vi spiegano e vi raccontano come. Buon proseguimento. Mi sono avvicinata all'agricoltura un po' per caso, in realtà. Avevo un lavoro, un posto fisso, ho una laurea in tecnologie alimentari, però insomma avevo un po' questo desiderio di cambiare, di fare qualcosa di mio, e pian piano, gira e rigira, informati qua e là, ho visitato diverse realtà. Alla fine mi sono un po' imbattuta in questa esperienza che ho voluto provare ad affrontare. Quindi nel 2014 ho aperto la partita IVA agricola e ho messo in piedi un po' questa piccola aziendina, un po' con l'idea di, diciamo, portarmi a casa uno stipendio per me stessa, principalmente. L'obiettivo, diciamo, primo è quello, quindi la mia azienda oggi copre poco più di 1 ettaro di terreno, di cui coltivati sono meno di 1 ettaro, circa 9.000 metri quadrati, 5.000 metri quadrati meleto, frutteto in cui coltivo solamente mele, e gli altri 4.000 metri quadrati invece li dedico alla coltivazione delle orticole. Sono in conversione biologica, a luglio di quest'anno sarò ufficialmente biologica perché avrò terminato il periodo di conversione, e quindi così, un'avventura che è partita un po', che va pian piano, è partita piano, va avanti piano piano, però insomma cerco di farla a mia misura, ecco, di non fare il passo più lungo della gamba, come si dice. Io parto da zero, in realtà, parto da zero sia a livello agricolo che a livello proprio di agricoltura biologica, quindi per me le conoscenze agrarie erano pari a zero quasi. Però nel momento in cui mi sono avvicinata a questo lavoro non ho mai avuto dubbi sulle modalità di coltivazione che io volevo adottare, perché sono convinta che l'agricoltura biologica sia il minimo che ogni agricoltore dovrebbe fare per tutelare il territorio in cui viviamo e in cui lavoriamo anche noi agricoltori, perché se riusciamo a mantenerlo salubre e pulito abbiamo anche un'opportunità, secondo me, di appunto riuscire a mantenerlo e preservarlo per il futuro. Se si continua a buttare a prodotti chimici che il territorio, comunque l'ambiente poi non è in grado di degradare, purtroppo pian piano, come dire, le prospettive secondo me peggioreranno, ecco. Quindi ho sempre avuto a cuore questo aspetto. Ho approfittato di questi soldi proprio per partire, in realtà, perché i 30.000 euro a fondo perduto li ho utilizzati interamente nell'impianto del frutteto, quindi per acquistare tutti i materiali, dai pali, fil di ferro, le reti, l'impianto di irrigazione, le piante, che essendo piante pluriennali ho potuto anche queste appunto pagarmele con questi soldi, e il lavoro della ditta che ha messo a dimora proprio il frutteto vero e proprio, che sono venuti a farmi i lavori. Quindi con questi soldi, e parte anche della recinzione, perché purtroppo abbiamo una elevata presenza di fauna selvatica e quindi bisogna difendersi in qualche maniera, e quindi parte di questi 30.000 euro li ho usati anche appunto per la recinzione. La misura 121 l'ho sfruttata per acquistare una cella frigorifera nella quale poi andare a stoccare le mele, perché comunque la produzione è abbastanza elevata e quindi c'è bisogno di conservarle per un periodo, insomma, abbastanza lungo, anche per poterle poi vendere in maniera graduale ai clienti e quindi farli contenti, insomma, per un periodo un po' più lungo.
Ok, dopo questa prima esperienza passiamo subito la parola a Walter Signora, sempre della Regione del Veneto. Iniziamo, poi se non riusciamo a finire faremo l'intervallo e andiamo avanti dopo, che ha il compito oggi di spiegarvi in cosa consiste questo concorso che è stato pensato appunto per gli allievi degli istituti agrari. Buongiorno a tutti, ringraziamo anche una componente importante che c'è qui oggi oltre agli studenti e sono i professori, perché oltre ai dirigenti che ci hanno seguito in questi mesi per preparare il concorso, un grosso ringraziamento va ai professori che poi saranno quelli che vi seguiranno per cercare di partecipare a questo concorso. Volevo solo richiamarvi, perché anche magari le slide non sono evidentissime, soprattutto in un'aula grande. Avete in cartellina, che è un bel zainetto che vi abbiamo portato, due strumenti importanti per oggi, anche per oggi eventualmente. Le misure, che sono quell'elenco così complesso, le trovate tutte qua dentro, quindi eventualmente ricordatevi che questo è il vademecum delle misure. Mentre per il PSR i dati proprio fondamentali che avete visto nel video vi sono riepilogati in questo Depliant. Quindi quei 4 fascicoletti che avete saranno le vostre basi per cominciare a ragionare se partecipare e per partecipare al concorso. Allora io parto da un'altra riflessione abbastanza semplice che vi viene riprodotta da questi grafici. In Europa il Veneto rappresenta ancora una componente abbastanza ridotta di partecipazione giovanile all'agricoltura. Quel grafico evidenzia in un giallo chiaro il Veneto con una densità di giovani ancora troppo bassa rispetto alla media europea. Quindi, siccome da questo istituto e dagli altri istituti nei prossimi anni quel grafico in basso sulla destra sono gli studenti che usciranno da qui, 3.400 studenti che usciranno da queste scuole nei prossimi 2 anni, è chiaro che, come diceva prima l'assessore, anche attraverso il PSR, i nuovi insediamenti, avete un'opportunità importante e la Regione ha un'opportunità importante per fare in modo che voi siate artefici di questo gap che ancora abbiamo con gli altri stati europei. Allora qui dentro oggi ci sono i prossimi imprenditori, ci sono i prossimi operatori, consulenti, tecnici, amministratori. È per questo che siamo qui, è per questo che è importante che voi abbiate un'idea di che cosa è questo programma e è per questo che vi abbiamo coinvolto, e questo concorso è dedicato solo agli istituti agrari, ai 16 istituti e ai 3.400 studenti, quindi è pensato esattamente per voi e speriamo di averlo pensato nella maniera più favorevole alle vostre esigenze. Sul sito internet trovate tutti i documenti e tutte le situazioni necessarie per partecipare, poi vi verrà spiegato un po' meglio, quindi io procedo. Per partecipare è sufficiente una domanda che sarà a firma del dirigente e una scheda informativa che descrive la vostra idea innovativa. Come si propone questa idea innovativa? Può partecipare una singola classe, può partecipare un gruppo di studenti di una classe o di più classi, può partecipare un singolo studente, quindi le possibilità più ampie anche proprio per potersi proporre sono a vostra disposizione. Qual è il punto? È l'idea innovativa. Allora, pensate a che cos'è un'idea innovativa, bevete il caffè e poi venite a dirmelo fra 5 minuti o 10 minuti quando avete finito.
Allora che dite? Ricominciamo? Allora, ripartiamo da dove avevamo finito. Quindi adesso uno di voi si alza in piedi e mi dice chi può partecipare al concorso. Allora riprendiamo da qua perché mi pare che fossimo già un po' distratti. Possiamo partecipare al concorso come classe, possiamo partecipare al concorso come un gruppetto della classe, possiamo partecipare al concorso come un gruppo tra più classi, posso partecipare al concorso da solo. Quindi massima libertà per la partecipazione. Che cosa vi si chiede? Allora, si chiede di sviluppare un'idea innovativa, ovvero un'idea che sia finalizzata al miglioramento e allo sviluppo del sistema agricolo e rurale con riferimento a vari aspetti della fase sia produttiva che della gestione. Possiamo avere un'idea innovativa che riguarda le produzioni, i servizi, le pratiche, le tecniche, i metodi, i sistemi. Quindi non si tratta solo di un'idea che sia legata alla produzione e all'impresa, ma alla gestione anche in generale, quindi massima libertà anche da questo punto di vista. L'altra condizione è che la vostra idea possa contribuire agli obiettivi dello sviluppo rurale. In allegato al regolamento, le avete viste stamattina, le avete nei documenti, ci sono le 18 focus area che hanno una gamma vastissima di obiettivi e verso le quali dovrebbe procedere per seguire la vostra idea innovativa. Come la presento questa idea innovativa? Posso produrre un cortometraggio, un video di 5 o 15 minuti massimo, posso produrre una presentazione tipo questa che avete visto stamattina, ma ci auguriamo anche molto meglio sulla base di strumenti che oggi ci sono al di là delle diapositive, posso produrla attraverso un racconto fotografico, quindi anche qua massima libertà alla vostra fantasia, alla fantasia dei tutor e dei professori che vi seguiranno. Dovrò riuscire ad essere abbastanza efficace ed incisivo anche attraverso questo strumento. L'idea però, al di là di riprodurla attraverso uno di quegli strumenti multimediali, deve essere anche supportata da una scheda informativa che la descriva. Attenzione a questa scheda che, a parte gli elementi conoscitivi, vi chiede di esprimere quali sono gli elementi di innovatività che questa idea produce. Qual è la coerenza con gli obiettivi del PSR e dello sviluppo rurale? Come può essere applicabile o trasferibile sul territorio veneto questa idea? Deve essere ovviamente qualcosa che possa riguardare la nostra realtà produttiva. Con quale tipo di prodotto multimediale l'ho presentata? Esprimerò anche le fonti di riferimento, ovvero i testi o i supporti che ho utilizzato e ai quali si può fare riferimento per dare anche una consistenza scientifica a questa idea. Ci sarà poi una commissione tecnica che verrà composta subito dopo la conclusione della data di scadenza per la presentazione delle domande, composta da 3 esperti che valuterà queste proposte per selezionare le 3 migliori idee. Attenzione che anche questa commissione ha degli aspetti puntuali sui quali riferirsi e sono appunto l'innovatività dell'idea fino a 12 punti, la coerenza dell'idea rispetto agli obiettivi 8 punti, l'applicabilità 6 punti, la qualità del vostro prodotto 4 punti. Quindi vedete che quelle descrizioni che vi si chiedono nella scheda informativa sono fondamentali poi anche per la commissione per poter valutare la vostra idea. Ci sono 3 premi, il primo premio 1.500 euro, il secondo 1.000 euro, il terzo 500 euro. Come presento la domanda? Riassumiamo alla fine. C'è una domanda molto semplice
c'è la scheda informativa, c'è il prodotto multimediale. Tutto questo va inviato a il riferimento che vedete lì, info@psrveneto.it, eventualmente per prodotti che avessero dimensioni anche eccessive nel senso del trasferimento possiamo usare i classici strumenti tipo transfer che ci consentono il trasferimento di prodotti di alta dimensione. Il sistema si regge su questi attori. Gli attori siete voi e sono i tutor fondamentali per accompagnarvi in questa avventura. Sono gli istituti che partecipano, sono i promotori, Regione Veneto e la rete delle scuole agrarie. Il coordinamento tecnico, la gestione organizzativa è Pomiglio Bloom. Questo è il sistema su cui si regge questo concorso. Il ruolo dei tutor è ovviamente fondamentale, quindi anche se aveste qualche richiesta di chiarimento da fare alla fine del mio intervento, ovviamente possiamo farlo subito, ma potete poi chiedere anche informazioni all'indirizzo che avete visto prima. Una breve focus su questo discorso dell'idea innovativa. Abbiamo detto che può riguardare molti aspetti della produzione e della gestione del mondo agricolo e rurale. L'importante è che possa essere sfruttata nel nostro territorio e che possa avere dei riferimenti puntuali agli obiettivi del PSR. Le focus area le potete vedere nell'allegato al regolamento e quindi partire da quelle per avere un'ispirazione su qual è l'obiettivo che devo raggiungere. Abbiamo portato qua 3 piccoli esempi, ovviamente anche di un certo spessore. C'è un progetto alveare tecnologico che ha prodotto un dispositivo per apicoltori hobbisti, professionisti e ricercatori che interpreta i bisogni delle api attraverso particolari sensori posti all'interno dell'alveare. Valuta i parametri vitali delle api e trasmette i dati su un cloud all'apicoltore che può intervenire tempestivamente. Quindi qui c'era un fabbisogno di verificare la vita delle api, è stato prodotto questo progetto che poi vi viene presentato con questo prodotto multimediale. Trebi è un rivoluzionario sistema di monitoraggio da remoto dell'alveare. Permette di analizzare peso, suono e parametri vitali dell'alveare. HiveTech è un dispositivo completamente autonomo GPS e GSM dotato di ricarica solare, leggero, compatto e facilissimo da installare. Nessuna necessità di SIM esterne. Una volta installato, basta un clic perché il vostro apiario sia sotto controllo. Questo è un esempio molto pratico, ne vediamo un altro per l'agricoltura di precisione, un robot che riduce gli input e che consente l'uso preciso di microdosi erbicide. Naviga tramite GPS, quindi eccolo qua all'opera.
Bene, quindi qui avete qualche spunto che potete anche rivedere ovviamente online, magari così li potete vedere anche un po' meglio di quanto siamo riusciti stamattina. Ce ne sarebbe un terzo che fa da preludio a una breve presentazione che vi farà una nostra collega fra poco rispetto a quello che produce un gruppo operativo finanziato dal PEI Agri, che è un programma dell'Unione Europea, e che possiamo vedere direttamente una gestione robotizzata di un vigneto che si basa sul dialogo tra un mezzo robotico, sensoristica e un software. L'idea è quella di un'azienda autogestita capace di intervenire in campo in base ai reali rischi a cui è soggetta la cultura, riducendo al minimo l'intervento del personale. Vediamo velocemente. Quindi qualche ispirazione, ma adesso ovviamente sta a voi cominciare a pensare a questa cosa e un aiuto vi può venire appunto nella verificare che anche il PSR già finanzia l'innovazione, e quindi lascio al successivo intervento, a meno che non ci siano domande precise su qualche chiarimento rispetto alla partecipazione al concorso. Siamo qua ovviamente per darvi tutte le ulteriori informazioni. Allora, prima di passare la parola al prossimo intervento, questo vorrebbe essere una finestra, se volete, per fare qualsiasi domanda vi sia venuta in mente, sia sul concorso, su come dovete presentare la domanda, su quanto, non so, deve essere dettagliata, qualche domanda sul PSR, nel caso ci sia. Qualcuno vuole dire, chiedere qualcosa? Niente, allora iniziamo a prepararci. Niente, nessun dubbio? Va bene, niente. Comunque appunto avete tutto il tempo per studiare il concorso, guardarvi i materiali e vedere eventualmente qualcosa che non abbiate capito. Lasciamo quindi la parola a Monica Vianello, sempre della Regione del Veneto, che vi parlerà della misura 16, quindi di una misura specifica del PSR che riguarda proprio l'innovazione. Eccomi, buongiorno a tutti. Allora, dopo tutti gli interventi che ci sono stati questa mattina, io provo a raccontarvi cosa facciamo noi della Regione Veneto per finanziare idee innovative. Allora, io seguo una misura particolare del PSR, quindi una forma di finanziamento, che è la misura cooperazione. È una misura nuova del PSR, è una misura nuova che è stata pensata a livello comunitario, ma anche con l'apporto di tutti gli europei, quindi anche nostro, per cambiare modo di lavorare e modo di innovare in agricoltura. Allora, noi oggi stiamo parlando di innovazione in agricoltura. Allora, prima di affrontare cosa finanzia la misura cooperazione, proviamo a cercare di capire cosa vuol dire parlare di innovazione e in particolare nel nostro settore, quindi nell'agricoltura. Il PSR finanzia l'innovazione, non finanzia la ricerca, quindi non stiamo parlando di un'invenzione. L'invenzione è un fatto tecnico, è qualcosa di nuovo, ma è un fatto tecnico. Noi stiamo parlando di innovazione. L'innovazione copre un aspetto più ampio, quindi sia gli aspetti economici, sociali e culturali.
E l'innovazione, quando viene adottata, quando viene proposta, è importante che sia comunicata. Difatti, anche nel vostro concorso, l'importanza sta non solo nell'idea innovativa, ma anche nel metodo che voi pensate, ideate, per comunicare la vostra innovazione. L'innovazione deve essere attuata, deve essere condivisa. Siamo in un contesto particolare che è quello dell'agricoltura. Rispetto ad altri contesti, l'agricoltura è un sistema molto complesso. Perché complesso? Perché nel momento in cui io adotto un'innovazione in agricoltura, le mie ripercussioni possono arrivare anche molto lontano dal punto nel quale io adotto l'innovazione. Possiamo avere ripercussioni, ad esempio, nell'ambiente, ma anche a livello sociale e culturale del contesto nel quale io inserisco la mia innovazione. È un sistema lento perché spesso la mia innovazione non manifesta i suoi effetti immediatamente o nel breve periodo, ma ha bisogno dei suoi tempi per manifestare come cambia il mio sistema. E un punto di debolezza lo si riconosce nel fatto che è un sistema spesso poco aggregato. Abbiamo soggetti che non comunicano tra di loro e che fanno fatica anche a comunicare con soggetti esterni al settore agricoltura, che invece potrebbero veramente arricchirlo e far cambiare anche il modo di vedere quello che si è sempre guardato sempre e solo da un punto di vista. In questo senso nasce la misura cooperazione. Perché cooperazione? Perché si cerca di stimolare l'incontro tra soggetti diversi. L'agricoltura deve aprirsi anche a quello che succede nel resto del mondo e nel resto di altri settori. Quindi i gruppi operativi sono questi gruppi di soggetti in cui l'attore principale è l'imprenditore agricolo, che individua un problema, individua uno sviluppo innovativo e si fa aiutare da altri soggetti del settore agricolo ma anche non agricolo per migliorare, per risolvere il problema o per innovare, implementare qualcosa di nuovo. La misura 16, cooperazione. I gruppi operativi finanziati dalla Regione del Veneto e da tutti i PSR d'Europa hanno l'obbligo di condividere questa conoscenza, che è importantissima la condivisione della conoscenza. E come avviene questo? Tramite il Partenariato Europeo per l'Innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. Partenariato, pensate a cosa vuol dire partenariato? Deriva da una parola, partner. Voi quando avete un partner, avete un fidanzato o una fidanzata, cercate una persona con cui state bene, condividete interessi, avete un obiettivo comune. Ecco, quando penserete a come sviluppare il vostro progetto, pensate ai partner con cui siete sicuri di poter sviluppare bene a pieno il vostro progetto, la vostra idea. E vi dovete anche fidare, vi dovete aiutare tra di voi. Il consiglio che noi diamo ai potenziali gruppi operativi e che sento di dare anche a voi per il vostro concorso è di seguire questi step. Allora, per prima cosa, cercate di individuare il problema o l'idea innovativa che voi volete applicare, che voi volete sviluppare, e da lì partite. Deve essere un problema che voi sentite o che il vostro settore sente. Quindi cercate di partire proprio dal pratico, dalla realtà che conoscete meglio. Quindi cercate di progettare come testare l'idea o risolvere il vostro problema, quindi fate uno schemino, cercate di individuare come aggredire il problema. Poi cercare i partner giusti, perché dovete avere dei compagni di viaggio che siano affidabili, che vi aiutino, che non vi lascino a metà del percorso. Costruite il programma con gli obiettivi, i tempi, il budget, quindi cercherete in un futuro, mi auguro, i finanziamenti per sostenere e sviluppare questa vostra idea e, come si diceva prima, non c'è innovazione se non viene divulgata e condivisa. E quindi l'importanza di individuare il mezzo migliore anche nel vostro concorso per comunicare e condividere il vostro progetto. Il PSR del Veneto finora ha finanziato 18 gruppi operativi, quindi gruppi di soggetti diversi che sviluppano idee innovative. E attualmente abbiamo ricevuto le domande
per finanziare ulteriori gruppi operativi. Vi porto alcuni esempi. Allora, mi piace partire con questo gruppo operativo. Il titolo riguarda l'innovazione tecnologica e ambientale per la gestione dei trattamenti nella viticoltura eroica. Ha scelto un acronimo che è molto evocativo, Itaca. Allora, Itaca ci fa pensare a un personaggio che è Ulisse. Ulisse era un uomo che utilizzava l'ingegno, l'arguzia per risolvere tutta una serie di problemi che gli permettessero di ritornare alla sua isola, Itaca. Voi dovete utilizzare il vostro ingegno, la vostra arguzia, la vostra capacità di innovare per sviluppare il vostro progetto innovativo e per arrivare all'obiettivo, cioè risolvere il problema o adottare l'innovazione. In questo caso, qual era il problema che questo gruppo si è posto? La viticoltura in collina. La viticoltura in collina ha tutta una serie di problematiche. Partiamo dal terreno che, diciamo, non è propriamente piano, e quindi da tutte le pratiche agronomiche che io devo adottare, mettere in atto per arrivare ad una produzione sufficiente. In questo caso c'era poi un altro problema, quello dei trattamenti fitosanitari. Bene, è stato per legge vietato l'utilizzo di mezzi aerei per la distribuzione di questi trattamenti. Allora, io mi trovo in collina, già faccio fatica a coltivare il mio vigneto, ad avere una produzione con una quantità sufficiente, di qualità e che sia sostenibile da un punto di vista ambientale. Probabilmente avrete sentito, magari leggendo i giornali, guardando delle trasmissioni televisive o anche in classe, tutti i problemi che nascono legati ai trattamenti fitosanitari e alla vicinanza di abitazioni, scuole della società civile. Questo è un problema per chi deve portare avanti un'azienda o un'impresa agricola. Allora loro cosa hanno pensato? Siccome noi non vogliamo abbandonare questi territori e smettere di coltivare il nostro vigneto, cerchiamo un'idea nuova. Bene, hanno pensato di sviluppare, stanno cercando di sviluppare degli impianti fissi di trattamento nel vigneto, quindi senza aver bisogno di entrare ripetutamente con i mezzi meccanici, quindi abbiamo anche risolto il problema dell'accesso al terreno e oltretutto di pensare e trattare esattamente dove e quando c'è bisogno. Questo è il progetto Itaca. Altro progetto, siamo sempre nel settore vitivinicolo, però qui il problema è più singolo. È il video che avete visto prima, il robottino. Qui abbiamo proprio un Ulisse, nel senso che abbiamo un imprenditore agricolo, caparbio, che decide di smettere di entrare ripetutamente nel suo vigneto per trattare. È stufo di respirarsi l'inverosimile e quindi cosa decide di fare? Cerco i partner migliori per rendere i miei trattamenti automatizzati, non voglio più entrare nel vigneto. Quindi cerca supporto in chi può sviluppare un software, chi può rendere il suo macchinario autonomo nello svolgere il trattamento in azienda. Oltre al problema suo personale di non voler più mettere a repentaglio la propria salute, lui ha anche ovviamente dei ritorni in termini economici, quindi migliorerà la competitività della sua impresa perché riduce il numero di volte che entra in campo, riduce il numero di dosi che vengono utilizzate per il trattamento, quindi ha cercato di ottimizzare tutti gli aspetti della sua impresa agricola. Rimaniamo sempre nell'agricoltura di precisione. Abbiamo questo gruppo operativo DigControl. Qui l'aspetto affrontato riguarda la razionalizzazione della distribuzione dei digestati nel terreno. Mediante questo sistema che stanno sviluppando, hanno mappato il terreno, quindi hanno cercato di individuare quali zone effettivamente
sono più carenti di sostanza organica o di elementi nutritivi, per cercare di poi distribuire il digestato effettivamente lì dove c'è più bisogno. Quindi abbiamo il vantaggio sicuramente per l'impresa agricola, che quindi va a supportare quella zona dell'appezzamento che magari fa più fatica ad arrivare ad una produzione completa, e nel contempo abbiamo anche un vantaggio di carattere ambientale, perché non andiamo a distribuire sostanze potenzialmente inquinanti o che comunque si possono allontanare dal nostro appezzamento, andando eventualmente ad impattare sulle risorse idriche, ad esempio. Altro gruppo operativo, Farmers Lab. Qui vi mostro la pagina Facebook di questo gruppo operativo, quindi vedete come anche loro cercano di adottare tutti gli strumenti disponibili per comunicare la propria attività, la propria idea innovativa. In questo caso abbiamo proprio dei giovani agricoltori, piccoli giovani agricoltori, che hanno individuato degli oggettivi problemi nel raggiungere il mercato con i propri prodotti. Quindi cosa hanno pensato di fare? Cerchiamo di creare un nuovo sistema organizzativo, quindi anche qui l'innovazione non è un fatto tecnico, ok? È un fatto proprio di cambiare mentalità, cambiare modo di organizzarsi per cercare di raggiungere più facilmente e in modo più efficace il consumatore. L'ultimo esempio che vi porto è questo gruppo operativo WAPPOL. Cambiamo ancora tipologia di innovazione, abbiamo un consorzio ortofrutticolo che vuole rilanciare, vuole aggredire una nuova parte del mercato. Producono mele, producono vino, mettiamo le mele con il vino e creiamo una bevanda innovativa. Quindi questo gruppo operativo è stato finanziato per cercare di sviluppare questo nuovo prodotto e lanciarlo, inserirlo nel mercato. I gruppi operativi che vengono finanziati nell'ambito del PSR, del Veneto, così come di tutti gli altri PSR, hanno poi l'obbligo di condividere la conoscenza. Un aspetto importante è quello della condivisione. Come lo fanno? Lo fanno sicuramente incontrando il territorio nel quale sviluppano la loro idea innovativa, ma anche confrontandosi con il resto d'Europa. Questo è il portale della Commissione Europea, che viene utilizzato per mettere in contatto tutti i soggetti che operano nell'innovazione in agricoltura. È il PaiAgri. Se vi collegate a questo sito avete la possibilità di vedere cosa bolle in pentola nell'innovazione in agricoltura e anche nel settore forestale, e troverete da qualche giorno sono anche stati inseriti i progetti, i gruppi operativi che sono stati finanziati dal PSR del Veneto. Io con questo ho terminato, vi auguro in bocca al lupo e spero in futuro di vedervi partecipi della misura. Allora, l'ultimo intervento è di Alessandro Tomasutti. L'idea è alla fine lasciarvi con le indicazioni di dove andare a trovare tutte le informazioni nel momento in cui doveste decidere anche di partecipare al concorso.
attività che avete incontrato in precedenza, vengono spiegate sinteticamente e vengono articolate, e ciascuna nelle focus area. Questo è un aspetto importante anche ai fini del concorso, le trovate tutte qui elencate. Trovate ovviamente le misure, lo avete capito, le misure sono i tipi di intervento, sono gli strumenti attraverso il quale il PSR dà attuazione nel perseguimento dei propri obiettivi. Avete dei piccoli video che potete guardare in qualsiasi momento, uno per ogni misura, con l'elenco anche dei tipi di intervento. Molto importante è quest'area di attività all'interno del sito del PSR, dove trovate tutti i prodotti che avete trovato nello zainetto, a parte lo zainetto ovviamente, nel formato digitale, quindi trovate tutto anche qui dentro. In più vi trovate un documento che vi servirà per fare un piccolo passo in avanti dopo un primo livello di informazione, che è la guida al PSR. Qui davvero trovate tutto concentrato in circa 100 pagine, tutto quello che vi serve per capire come funziona il programma di sviluppo rurale. Vi ricordo che le presentazioni di oggi e tutti i documenti utili per il concorso sono in questa sezione, la sezione eventi, concorso di idee appunto per gli istituti agrari. Qui trovate le informazioni essenziali, ma soprattutto il regolamento, il regolamento e la domanda di partecipazione e la scheda informativa, che sono molto importanti. Soprattutto la scheda informativa va vista e compilata accuratamente, la bussola, e poi metteremo online anche le presentazioni di oggi. Questo per quanto riguarda il sito del PSR. Per chi volesse, se fosse necessario, sapete che c'è anche il portale regionale dove sono contenuti invece i documenti ufficiali del programma di sviluppo rurale, e questo servirà soprattutto per chi dovrà approcciare in maniera più approfondita il programma. Qui trova proprio il vero e proprio testo ufficiale del PSR e tutti i documenti correlati. Appena questa pagina si aprirà, ma lo troverete anche online in un secondo momento, quando la connessione sarà più clemente. C'è anche una newsletter che esce mensilmente, ci si iscrive all'interno del sito del PSR, proprio in home page. Qui venite a conoscenza di tutte le notizie principali che riguardano la vita del programma, ma anche che provengono dal livello europeo e dal livello nazionale in tema di sviluppo rurale. E poi ci sono i canali social che riassumono un po' tutto quello che avete visto fino adesso, per avere una informazione più puntuale, più interattiva, che vi possa seguire anche attraverso i vostri smartphone. Ovviamente abbiamo la pagina Facebook dove siamo online anche in questo momento, e che rilancia e riprende la maggior parte delle informazioni che riguardano il PSR, e seguirà da vicino anche la vita del concorso e di chi vorrà partecipare al concorso. Per quanto riguarda invece gli altri canali, c'è Twitter per avere un'informazione un po' più puntuale, immediata, c'è il canale Instagram, e poi c'è anche la pagina YouTube, il canale YouTube, dove trovate tutti i video che riguardano il PSR, se volete rispolverare un po' di informazioni anche ai fini del concorso. Io vi ringrazio, e questi sono gli strumenti, e partecipate, mi raccomando. Ok, abbiamo un ultimissimo video, riguarda... Lasciamo stare il video? Prego. Ok. Abbiamo un ultimissimo video che è un'altra esperienza, sostanzialmente di un altro
dei beneficiari del PSR, quindi qui l'innovazione è stato il passaggio da un'azienda prettamente vinicola alla produzione di birra. L'azienda Savian è il nostro brand, nonché il mio cognome, è utilizzato per ovvi motivi. L'azienda è Le Contrade si divide in comparto, oppure nasce nel comparto vitivinicolo, che è ancora l'attuale core business dell'azienda, e stiamo entrando nel terzo anno, l'idea di differenziare le produzioni. Abbiamo iniziato a coltivare dei cereali biologici che trasformiamo in birra. Come appunto dicevamo prima, nasciamo nel comparto vinicolo. Io mi sono diplomato in agraria nel 99, ho seguito le orme del papà, che è il fondatore dell'azienda agricola assieme al nonno. Diciamo che negli anni passati l'azienda era mista, in parte minimale a vigneto e maggiore a cereali. Nel crescere, nel sviluppare l'azienda, ci siamo concentrati nel comparto vitivinicolo e 5 anni fa, acquisendo un'azienda agricola qui vicino a noi, a direttiva cerealicola, siamo stati consigliati appunto di impiantare dell'orzo distico, dell'orzo da birra, e da lì è partita l'idea di dire perché non produrre anche la birra, visto che comunque è una bevanda agricola alcolica che potrebbe essere affiancata al prodotto vino. Nel 93 abbiamo dato una svolta all'azienda, un'importante svolta anche a livello innovativo, perché abbiamo convertito tutta l'azienda in biologico. Attualmente siamo certificati come da partenza dal 93 in biologico, certificati anche negli Stati Uniti, e produciamo entrambi i prodotti, vino e birra. Il PSR è uno dei tasselli che va a completare l'azienda. Io dico ci vuole molta passione, serietà, correttezza, e di conseguenza avviene tutto. Il cuore di questa stanza, di questa zona di produzione, sono i 3 serbatoi in fondo, che è la sala cotte. Dopo la sala cotte, che è il cuore, perché andiamo a produrre il mosto parzialmente fermentato, perché lì abbiamo il preammostamento e la bollitura dei cereali e dell'acqua. Qui a fianco invece vediamo i serbatoi, e qui questi si chiamano fermentatori e maturatori, ovvero dove completiamo la produzione della birra. Abbiamo optato per un impianto moderno, un impianto tutto automatico, quindi per gestire la fase di trasformazione basta che ci sia il mastro birraio, perché le varie fasi sono tutte automatiche, e la fermentazione avviene nel serbatoio, ovvero una fermentazione omogenea per tutta la massa di birra che andiamo a produrre. Benissimo, intanto vi ringrazio e lasciamo ai saluti. Ringrazio infinitamente per questo momento formativo preziosissimo, quindi un arrivederci a presto al settore che gestisce i piani di sviluppo regionale, in particolare il suo direttore, il dottor Contarin, ma anche tutto il gruppo di lavoro qui presente. Ringraziamo la società Pomino Bloom per aver curato l'attività di comunicazione, ringraziamo il direttore della rete degli istituti agrari del Triveneto, il dottor Pivotti, tutti gli insegnanti, gli studenti qui presenti, quelli che ci hanno raggiunto attraverso la modalità online, che è stata preziosissima anche in questo caso. Non mi resta che augurare in bocca al lupo a tutti coloro che vorranno cimentarsi nel concorso, e ancor di più in bocca al lupo a chi vorrà invece cimentarsi nella presentazione di un progetto
di finanziamento vero e proprio dell'azienda dei genitori. Arrivederci, a presto. Il programma di sviluppo rurale è lo strumento regionale che attua le politiche sostenute dal FEASR. Contribuisce a rafforzare la competitività del settore. Volessi, ci siamo presi la mano.